pomeriggio amici e amiche amanti del futsal, un saluto da Marco Gentuso dal No Camp di Capaci per commentarvi questa bellissima partita che si appresta a iniziare tra l'Isola Calcio 5 e l'Athletic Club Palermo, una gara valevole per il triangolare di Coppa Italia. Può allargare, ci pensa un attimo, si appoggia, Catalano, vede il taglio geniale da parte di Sorrentino che guarda la porta e poi prende direttamente David, forse nella clavicola. Catalano che infatti riceve il pallone, non è più centrale, si sta un po' allargando il numero 9, forse tentando di prendere il pallone, poi te la porta Peter Resi con il tocco morbido e David fa un miracolo incredibile. Catalano cerca centralmente i compagni, trova Peter Resi, si gira col mancino e poi la deviazione 2 volte, 3 volte addirittura da parte di Delisi, poi il tocco morbidissimo verso Catalano e poi David vuole puntare come sempre Delisi. Poi si appoggia di prima Tuzzolino, palla geniale delle parti di Cara che può puntare alla difesa, si allarga, calcio adesso e Morrioni con la punta addirittura. Poi Delisi, non serve il compagno, con Tuzzolino dice qualcosa, Pillitteri. Di Cara, Delisi allo spazio, calcio con la punta. Non trova la porta, ma comunque Morrioni sembrava essere in direzione della sfera, dunque cerca l'appoggio, trova infatti Gandolfo che l'accarezza con la suola e poi scarica Tuzzolino, rientra Tuzzolino e calcia ed ecco la parata di Morrione, gli attacca ancora l'Isola con Morena, si appoggia Catalano, Arato, magia per Catalano, palla perfetta da parte di Arato e poi trova l'inserimento di Catalano che non se lo fa ripetere 2 volte e sblocca anche il risultato, fa 1-0, poi allarga il gioco. Tuzzolino allo spazio, cerca la conclusione, Morrione va giù ancora una volta benissimo e ridurre chiaramente il raggio di tiro al suo avversario. Va Peter Resi che calcia, Peter Resi e poi David risponde, poi Catalano col mancino risponde lui in tap-in e fa il gol del 2-0. Delisi può puntare l'uomo, lo fa, cerca la conclusione ma viene, poi ci ripensa e ritorna dietro. Delisi, Tuzzolino allo spazio, prova la conclusione, sempre Morrione, Peter Resi, Sorrentino e ancora Peter Resi. Poi Morena avanza con la punta e David risponde benissimo, quasi come il collega Morrione. Allarga e apre tutto il campo dalle parti di Delisi, doppio passo su Morena, lo salta Delisi, palla in buca d'angolo e riapre la partita l'Athletic Club Palermo. Ci crede Gandolfo che infatti prende il pallone, ma gol strabiliante da parte di Delisi che salta nettamente il suo avversario con un doppio passo e poi mette il pallone sul palo lontano, non può nulla, neanche un super Morrione da Catanese. Sempre Sorrentino, adesso Mazzola può puntare di cara, ci pensa un attimo, poi si appoggia, Sorrentino apparecchia e calcia, David si distende e compie una grande parata, una parata molto estetica, David ma va verso il pivot che Virzi si è allargato, poi Tuzzolino riesce a guadagnare il possesso, Tuzzolino salta tutti, mette in mezzo, Virzi e non sbaglia, trova anche il pareggio. Adesso si è fatta trovare impreparata qui la formazione dell'Isola Calcio a 5 su questo contropiede, ma grande uscita dalla pressione da parte della formazione di Mister Miosi. Delisi, il dribbling si complica troppo la vita ma riesce comunque a passare, Delisi salta tutti, appoggia per Virzi che guarda la porta, Virzi e poi Morrione, ancora una volta era praticamente un 3 contro 2, ma viene sprecato da Virzi che scarica addosso al portiere. Poi Tuzzolino ne finti sul sinistro, cerca la porta, Tuzzolino ed è 2-3, rimonta completata, non ci crede la formazione di casa che era sopra a inizio di questo secondo tempo con il risultato di 2-0, adesso invece è successo di tutto, anzi Delisi 1-2 con Pillitteri che non funziona, poi la conclusione da fuori di Cutrona viene murato da Tuzzolino, poi Delisi rischia da ultimo uomo e poi il miracolo di David. Catalano cerca il secondo palo e sbuca il 10 Sorrentino, ma l'altro 10 Sorrentino che voleva l'appoggio nuovamente sul 4 che poi non arriva, poi Cutrona sbaglia ancora Delisi, Arato scarica su Peter Resi, palla secondo palo e Sorrentino non può mai sbagliare da lì e trova il pareggio. Adesso il risultato di 3-3, qui un brutto errore da parte di Delisi in fase di uscita, c'è Favaloro adesso e non David. Si continua, Arato si appoggia, Peter Resi, poi la parata di Cara addirittura, non di Favaloro, fa il suo ingresso sul 3-3. Cutrona, Peter Resi, lo fronteggia, Tuzzo riesce a passare, Peter Resi, una bomba, non può nulla Favaloro infatti,
Il risultato adesso è di 4-3, vantaggio per la formazione di casa che si porta nuovamente sopra come nel primo tempo. Mazzola. Poi lascia lì il pallone e cerca la conclusione con Favaloro che risponde ancora presente. La seconda parata da parte del giovane portiere. Pallone che passa, Peter Resi, Cutron. Adesso con questa azione finisce anche la partita. Vince quindi l'Isola Calcio a 5 con il risultato di 4-3 contro Athletic Club Palermo. Una rimonta nel secondo tempo tentata dalla formazione di Mister Miosi che però non si è concretizzata.